E rieccoci ad Agriolo, 13ª edizione, baciata dal sole. Tante le produzioni in esposizione perché ci sono latticini, salumi, verdura, frutta di stagione, alimenti a filiera corta e territoriale, ma non solo, perché sono molte le aziende che operano all'interno del parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e che espongono qui le loro proposte. Ma c'è un'altra grande protagonista da sempre, la meccanizzazione, dai grandi marchi ai brevetti personalizzati. E allora incontriamo Claudio Vigna, è venuto qui ad Agriolo, una manifestazione insomma consolidata ormai per la sua impresa che sta crescendo, e vediamo anche un bellissimo marchio, Landini. Siamo qua a Agriolo e siamo contenti di esserci, abbiamo tutte le macchine, una gamma specializzata dal frutteto al campo aperto, abbiamo un'officina fissa, officine mobili, abbiamo la rivendita delle macchine da giardinaggio, attrezzatura giardinaggio e ricambi agricoli. Abbiamo una copertura dell'agricoltura a 360 gradi e riusciamo a fornire abbastanza velocemente un buon servizio e siamo sempre a fianco dell'agricoltore, tutte le sue mansioni legate all'agricoltura. Ecco, senta, in questo momento c'è qualcosa che chiedono maggiormente gli agricoltori, o un trattore in particolare, o hanno delle esigenze particolari? Ma sai, macchine sempre più moderne, sempre più performanti, con kit 4.0, installazione di software per l'agricoltura di precisione, guide satellitari. È sempre più in evoluzione questo meccanismo che ci porta a avere gente più preparata, corsi, tenendo sempre aggiornati i nostri dipendenti. Quello che ci porterà in futuro è che un'agricoltura più veloce, appetibile anche per i giovani perché è molto elettronica, il nostro marchio è molto all'avanguardia in questo contesto. Romagna terra di vini, vigneti in cui è arrivata la meccanizzazione. Allora cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche portate avanti oggi dalla tecnologia in questi territori, e lo facciamo con il Mondopellen, che è qui con noi, Paolo Vecchi. Tra l'altro questi 3 esempi dietro di noi sono proprio legati al territorio riolese, una viticoltura tra pianura ma anche collina. Il nostro gruppo, che è un gruppo francese, è un'azienda che ha sempre stata attenta a quelle che sono state le caratteristiche della morfologia dei territori anche particolari come questo, di pendenze e di collina. Le macchine hanno la caratteristica di andare a sviluppare il proprio lavoro anche in pendenze importanti, sia il modello semovente come i modelli trainati. Ovviamente il modello semovente è un modello che fa tutte le funzioni che possiamo avere sul vigneto, dalla potatura alla raccolta, quindi è una macchina multifunzione. Le trainate invece fanno solo il modello della raccolta dell'uva. Poi abbiamo la caratteristica di queste macchine per questi territori dove la qualità dell'uva è molto elevata e i vini molto pregiati, di selezionare tutti i chicchi già nel trasporto dell'uva con delle catene che separano immediatamente uva e legna o foglia, e separando viene portato immediatamente sulle vasche, all'interno delle vasche della vendemmiatrice, quindi la selezione dell'uva è molto curata. Inoltre questa caratteristica permette di avere minori perdite perché mosto, se eventualmente l'uva nell'annata particolare fa più ammostamento, o tutto quello che è già separato viene separato prima di arrivare sotto la separazione degli aspiratori. Quindi come macchina è una macchina che fa la capacità produttiva e qualitativa. Ecco, tra l'altro anche da un punto di vista di dimensioni e tipologia si adattano anche ad appezzamenti da quello medio-grande a quello anche piccolo, perché in effetti l'agricoltura è abbastanza frazionata, soprattutto in questi territori. Giustissimo, è proprio l'azienda che ha studiato tutta una gamma anche appunto di macchine trainate per le piccole e medie aziende. In effetti le macchine trainate che noi oggi produciamo qui in Italia con la famiglia Volentieri, quindi l'azienda è la Volentieri Pelenc, produttrice Poggi Bonzi di Siena, facciamo tutto noi direttamente, sia il servizio vendita che il servizio assistenza, e quindi per il piccolo anche produttore o la cantina che fa le sue trasformazioni sono molto adatte le nostre macchine per queste dimensioni più contenute.
Agriolo è una manifestazione che coinvolge l'operatore specializzato con le novità delle tecnologie agricole, le eccellenze dell'allevamento, però anche i più piccoli con laboratori, giochi della tradizione contadina. Vedete qui quanta gente che c'è, i bambini si mettono all'opera e poi c'è un angolo che è davvero un'attrazione dai tempi perfetti ed è la schiusa delle uova organizzata come sempre da Don Marino. Anche quest'anno ce l'ha fatta a far schiudere le uova proprio in queste giornate? Ce l'abbiamo fatta abbastanza, nonostante che la stagione fin dall'inizio non ci ha aiutato molto, perché a febbraio, quando si comincia a raccogliere le uova, quest'anno è stato molto freddo, marzo anche, quindi insomma i galli eccetera non erano proprio ancora ingalluzziti, come si dice. Però insomma, il risultato mi pare discreto, abbiamo ottenuto l'effetto che volevamo, cioè fare vedere un inno alla vita in fondo, e ecco perché fa parte un po' anche del mio ministero. E poi anch'io mi sento coinvolto in questa cosa molto bella, insomma l'Agri-Riolo con la Fatagri, tutte queste associazioni, i nostri contadini, i volontari, la Proloco, cioè c'è una partecipazione del paese, c'è un desiderio del paese di mostrarsi, ecco, e in fondo si racconta anche una storia. Io adesso qui faccio la parte dei pulcini, eccetera, quindi il calcolo, 16 giorni di incubazione per le quaglie, 21 giorni per le galline, 28 per i fagiani, 30 per le oche, eccetera. Però ci sono anche, per esempio, i vecchi trattori che sono i nonni, i bisnonni di quelli un po' più moderni e di quelli di ultima generazione. Se non ci fossero stati quelli non ci sarebbero questi. Quindi è insomma un coinvolgere una storia e farci capire chi siamo, da dove veniamo, insomma, in questo meraviglioso contesto che, insomma, il Signore ci ha aiutato, la natura ci aiuta. Oggi è un giorno bellissimo, Mariolo è comunque un bel posto. Ecco. Insomma, è comunque un inno alle nostre radici questa manifestazione. Un inno veramente alle nostre radici, ne abbiamo bisogno. E la solidarietà resta una carta vincente di Agriolo, lo vediamo con la dimostrazione organizzata qui ed è la dimostrazione dell'operato dei cani guida per persone non vedenti. Qua avete due esemplari bellissimi, Ralph, Quasimodo, i loro addestratori e poi Marco Dauria che è il vicepresidente del servizio per cani da non vedenti dei Lion. Allora noi abbiamo visto la dimostrazione ed è incredibile, davvero. Loro hanno seguito un corso l'anno scorso per aggiornamenti di metodi di addestramento, però sono dei metodi assolutamente in cui il cane non viene mai sgridato né assolutamente toccato, anzi è tutto il contrario, quando il cane fa una cosa giusta di quelle che deve imparare viene sempre ringraziato dal suo addestratore, viene accarezzato e ringraziato e il cane capisce che impara a capire che quando fa le cose giuste ha un ringraziamento. Addestrare un cane guida il tempo medio è circa 6 mesi, poi come spiegava bene, insomma, c'è chi arriva prima e c'è chi arriva dopo. È un addestramento basato sul riflesso condizionato, quindi a ripetizione degli esercizi, ovviamente senza traumi per il cane, perché il cane deve avere una persona di cui deve prendere la responsabilità e quindi non deve avere il benché minimo timore. Ci vuole molta pazienza, se non si va oggi si va domani, e dei cani preparati molto tranquilli che nascono da noi, con fattrici e stalloni selezionate da noi, quindi con un'indole molto tranquilla, soprattutto in confronti degli altri cani, infatti vengono socializzati dalle famiglie, seguite naturalmente da noi e poi lavorano all'interno del nostro centro tutti insieme, così sono abituati a lavorare anche in presenza di altri cani e poi fuori la seconda parte dell'addestramento è la vita reale, anzi la vita reale poi quando vanno. Quanti riuscite ad addestrarne, a fornirli alle persone non vedenti? Sono circa 50 all'anno, che non sono pochi, ma purtroppo sono pochi, nel senso che abbiamo tante richieste, quindi ce ne vorrebbero di più. Tenga conto che da quando è nato il servizio cani guida nel 59 sono stati addestrati ormai e consegnati gratuitamente in tutta Italia più di 2200 cani, quindi insomma è una cosa bella, però bisogna fare ancora di più, bisogna continuare. Tanta tecnologia qui ad Agriolo, ma l'abbiamo detto anche le nostre radici e questi davvero sono le vecchie glorie, sono stati fondamentali per la meccanizzazione, per il lavoro nei campi. Francesco Solaroli, lei è il proprietario di questo gioiello, di questo Last Bulldog, quanti anni ha? Ha 83 anni, è del 39, è entrato in azienda 69 anni fa e dopo l'abbiamo custodito, prima i miei genitori e poi io.
E va ancora in moto. ancora funzionante come allora. Ma volendo potrebbe lavorare ancora? Deve ancora fare il lavoro che faceva, è ancora nel suo centro. Lo usavano a puleggia a fare le trebbiature in campagna. Le vecchie trebbie che c'erano, parliamo di fino al 70, c'era la puleggia che usavamo per far funzionare con le cinghie, funzionare le trebbie. Continui a mantenerlo così perché è un pezzo importante della nostra storia. Lo terremo sempre così come ricordo, perché quando venne mia mamma andò a vedere e si vergognava perché aveva la pancia. Sono nato un mese dopo io che l'ho comprato. Grazie ancora e buon Agriolo. Grazie a voi. I motori si sono scaldati nel senso letterale del termine e siamo arrivati al momento clou della giornata, la sfilata dei trattori d'epoca, in particolare i famosi testa calda. E davvero c'è da dire che l'emergenza Covid, il Covid-19 ha rischiato di spegnere l'entusiasmo che ha sempre contraddistinto gli organizzatori. Invece è scaturita una straordinaria reazione. Fatagri ha fatto un lavoro bellissimo che ha portato a questa edizione numero 13 di Agriolo. Una festa per tutta la famiglia, abbiamo visto l'esposizione degli antichi mestieri, gli animali, la schiusa delle uova, queste bellissime macchine d'epoca. Io direi proprio su queste immagini di salutarci. Vi ringrazio per averci seguito, in sovraimpressione come sempre tutti i nostri riferimenti e ovviamente grazie a tutti voi, arrivederci a tra 7 giorni e arrivederci alla 14ª edizione di Agriolo. In collaborazione con